Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. L'anno scorso l'assemblea di Un'Industria passò alla storia per la camminata silenziosa, una camminata eloquente. Abbiamo tra poco ai nostri microfoni il presidente Vardanega che ci racconta i momenti prima dell'assemblea invece 2012. Sentiamolo. Ma diciamo che siamo consapevoli delle difficoltà, non siamo certamente rassegnati perché conosciamo la portata dei problemi del Paese, sono problemi che poi di riflesso ci arrivano addosso anche come cittadini e come imprenditori, ma non c'è rassegnazione. Io trovo negli imprenditori che frequento ancora grinta, ancora dinamismo, però evidentemente da soli non possiamo farcela, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo facendo il massimo degli sforzi per riorganizzare le nostre imprese, per conquistare nuovi mercati, ma abbiamo bisogno che il Paese, che la politica guardi finalmente a questa parte che sta lavorando, che sta facendo, che ha difficoltà, e qui serve davvero un riorientamento della spesa pubblica per ridurre la pressione fiscale e soprattutto per ricavare quelle risorse da destinare alle riforme e al percorso di crescita. Bene, grazie al presidente Vardanega. Ora un servizio di cronache trevigiane e poi entriamo piano piano nel vivo di questa assemblea 2012 di Un'Industria Treviso. Tra poco ai nostri microfoni Andrea Tomat, presidente di Confindustria Veneto. Il lavoro è il punto di partenza e di arrivo di una società buona. Ricco, incontaminato, accogliente. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, istituito nel 1990, è tutto questo. E il suo tesoro sono proprio i fiori, vette e valli ospitano 1700 specie di flora, una ricchezza naturalistica inestimabile che ne fa un punto di riferimento per tutto il paese. Gli incontri con gli esemplari più rari non sono poi così insoliti, spiega Enrico Vettorazzo, uno dei responsabili del parco. Numerose specie di orchidee, varie campanule, genziane, numerose specie di giglio e soprattutto la ricchezza di questa zona delle Dolomiti è legata al fatto che durante le glaciazioni queste montagne sono state, si dice, un massiccio rifugio, cioè una zona che era rimasta scoperta dai ghiacci dove appunto molte piante hanno trovato rifugio e sono sopravvissute qui alle glaciazioni. Ma il parco, che si estende per circa 31 ettari da Feltre a Belluno, offre bellezze insospettabili in ogni valle, ne è convinto Benedetto Fiori, presidente del parco. Le valli più famose credo sia quella Valle del Mis con i Cadini del Brenton, che è sicuramente con la Sofia, che è qualcosa di particolare, che però bisogna andare a vederle, perché vale la pena, non è che si debba camminare molto, quindi vale la pena di andare a visitare. I Cadini del Brenton in Valle del Mis lasciano senza parole i visitatori con la loro serie di cascate e piscine scavate dall'acqua. A pochi metri di distanza, raggiungibile in auto, cresce ogni anno di più il giardino botanico voluto per rendere accessibile a tutti, anche a disabili motori e ipovedenti, la bellezza dei molti fiori del parco senza dover avventurarsi in quota. Il parco, entrato a far parte del patrimonio UNESCO da un paio d'anni proprio grazie alla sua ricchezza naturalistica, offre poi sentieri ed escursioni per ogni difficoltà, spiega Yuri Casanova, presidente della cooperativa di guide naturalistiche Mazzarol. I fondovalle sono adattissimi a questo tipo di attività, sia per le famiglie che per i bambini. Noi infatti svolgiamo la maggior parte delle escursioni con le scuole all'interno di queste aree. E poi per chi vuole camminare di più ovviamente ce n'è a Iosa, ci sono miriadi di itinerari. Abbiamo tra l'altro la conclusione di due importantissime alte vie, la numero 1 e la numero 2, che arrivano rispettivamente a Feltre e a Belluno. Tra i sentieri più facili l'anello naturalistico di Val Canzoi e Val Falcina, ma anche il percorso lungo la via degli Ospizi, il sentiero tematico Covoli in Val Lamen e la Val Pramper. Tutti dislivelli ristretti ma sufficienti per entrare in un mondo incontaminato. Per gli amanti del trekking i rifugi CAI sono 6 e le sfide non mancano, spiega ancora Yuri Casanova. Un po' più difficili diciamo l'attraversamento dal rifugio Boz al rifugio del Piaz, che permette di attraversare due luoghi assolutamente diversi dal punto di vista geologico e proprio per questo ricchissimi, soprattutto le vette feltrine dal punto di vista botanico. Abbiamo un'eccellenza a livello nazionale, credo, per quantità di specie. Un altro
altro itinerario potrebbe essere l'accesso dalla Val Pramper con arrivo verso la città di Belluno, magari facendo anche delle ferrate. Per chi è un po' più allenato, un po' più attivo anche dal punto di vista alpinistico, ci sono numerose ferrate nel gruppo dello Schiara, che è diciamo, il gruppo che alpinisticamente è più importante e ha più storia anche da questo punto di vista. La natura è tutta da scoprire nel Parco delle Dolomiti Bellunesi. Preoccupazione, rabbia, scoramento, voglia di reagire, voglia di cercare un po' di luce in fondo al tunnel, questi tanti sentimenti che appartengono all'Assemblea di Un'Industria 2012. Sentiamo questa testimonianza di Andrea Tomat, presidente di Confindustria Veneto, giunto a Conegliano per questo appuntamento. Sentiamolo. Il clima quest'anno è peggiore dell'anno scorso perché le condizioni sono complicate. Avevamo la speranza che ci fosse ragionevolezza anche da parte di altri governi europei e purtroppo questa ragionevolezza è venuta a mancare e ci si è accorti con forse, speriamo, non troppo ritardo che la situazione economica sta veramente assumendo connotati particolarmente pericolosi. L'augurio è che ci sia una rapida inversione, una presa di coscienza che è necessario intervenire sul lato dei consumi. Io credo che in questo momento il nostro governo si trovi con un contesto europeo impossibile da gestire. Le iniziative prese presupponevano che ci fosse un sistema Europa che in verità non sta dando le risposte che ci attendevamo ed è chiaro che si sta disarticolando le risposte. Monti ha fatto fare all'Italia tutti i sacrifici che venivano chiesti, li abbiamo fatti, mi pare che non ci siano, poi ci troviamo a tendere una mano verso qualcuno che non la vuole stringere. Beh, grazie al presidente Tomat. Assemblea di Un'Industria 2012 è anche l'assemblea dei giovani. Tra poco parleremo con un imprenditore che ha vinto un premio tra gli imprenditori che nel 2011 hanno assunto più giovani sotto i 30 anni di età. A tra poco. Camminare sulle proprie gambe rappresenta la prima ed essenziale iniziativa per reagire ad una situazione avversa. È tempo di bilanci per i produttori lattiero-caseari veneti, bilanci in cui non mancano le note positive ma che offrono prospettive non troppo confortanti per il futuro. All'assemblea annuale di Aprolav, l'associazione dei produttori, il presidente Terenzio Borga fa il punto su presente e futuro. 2011 anno positivissimo per il settore della produzione del latte, 2012 è iniziato con i peggiori auspici. C'è stato un aumento di produzione a livello europeo e mondiale e di riscontro un calo considerevole dei consumi. A spaventare i produttori italiani e veneti la futura ma vicina chiusura del regime di quote latte, ovvero una diga pronta a rompere gli argini e inondare il mercato di latte proveniente dall'estero, meno caro ma anche meno controllato e quindi di qualità dubbia. Il Made in Italy e soprattutto il Made in Veneto resta l'arma di difesa più efficace, ne è convinto l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Il fatto che siano composte la produzione del lattiero caseario da un 75% di formaggi di alta qualità significa che è il core business con il quale ci presentiamo a livello mondiale. Ovviamente la sburocratizzazione è un valore importante nel termine di abbattimento di costi, ma anche l'innovazione tecnologica attraverso Veneto Agricoltura. E se la regione si impegna a investire in infrastrutture e promozione, la qualità dei formaggi veneti continua intanto a riscuotere altri successi, come spiega Bruno Bernardi, direttore di Aprolav. La Casatella Trevigiana festeggia proprio in questi giorni il 4° anniversario del riconoscimento della DOP, è stata una tappa molto importante, è l'unico formaggio a pasta molle a livello nazionale a aver ottenuto questo importante riconoscimento europeo, viene prodotta esclusivamente nella provincia di Treviso e dall'anno scorso abbiamo avuto anche il Piave DOP, quindi un altro prodotto certificato si è aggiunto ai 7 che avevamo prima, quindi il Veneto rappresenta 8 produzioni.
E rientriamo in questo studio ideale dedicato all'Assemblea di Unindustria 2012 per parlarvi anche di Giovani in Fabbrica, questo concorso che premiava le aziende che hanno fatto più assunzioni under 30 nell'anno appena trascorso. Nel totale sono stati 2000 circa i giovani assunti. E questa realtà di Castelfranco Veneto, quanti ne ha assunti? Noi abbiamo complessivamente 120 ragazzi. L'età media è intorno ai 28 anni e nell'ultimo anno abbiamo assunto oltre 40 ragazzi. Ragazzi impiegati in che settore? Nel settore dell'informatica. Nel settore dell'informatica si sa che i giovani sono particolarmente portati, hanno nel sangue lo strumento informatico, il computer, la capacità di connettersi, sono particolarmente portati, per questo i giovani sono adatti a questo tipo di lavoro che facciamo noi. Nelle recenti assemblee dei giovani di vari settori hanno fatto tutti notare che in questo paese, Italia, i giovani non hanno spazio. Nella sua azienda, ad esempio, la fiducia è stata data e i giovani vi hanno ripagato? Assolutamente sì, i nostri ragazzi che vengono assunti con un periodo di inserimento hanno nella maggior parte superato questo periodo con il loro impegno, con la loro volontà e, ripeto, anche con l'attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, che è molto importante, e sappiamo nelle generazioni più anziane c'è di meno, ovviamente. Complimenti allora per quello che state facendo in quel di Castelfranco Veneto. Noi ci fermiamo qui, una piccola pausa, cronaca trevigiana, e tra poco con altre testimonianze da questa assemblea di Unindustria 2012. A Treviso il fatto rilevante non è il numero di aziende cessate, ma la ben più ampia platea di aziende che si trovano oggi in condizioni critiche. www.cantinedimarca.it. Un nuovo punto di riferimento per tutti i produttori di vino, ricco di news, approfondimenti. www.cantinedimarca.it. Cogliete anche voi l'opportunità di far crescere la visibilità del vostro marchio e dei vostri prodotti. info@cantinedimarca.it. www.cantinedimarca.it. Un nuovo punto di riferimento per tutti i produttori di vino, ricco di news, approfondimenti. www.cantinedimarca.it. Cogliete anche voi l'opportunità di far crescere la visibilità del vostro marchio e dei vostri prodotti. info@cantinedimarca.it. Rientriamo in questo studio ideale, vi stiamo parlando da Conegliano in occasione di questa assemblea di Unindustria Treviso 2012. È giunto da poco anche Luca Zaia, presidente di Regione Veneto, tanti temi di attualità toccati, a volte anche con forza e punti di ironia. Sentiamolo. Sbloccare il patto di stabilità significherebbe poter pagare i nostri fornitori. La Regione del Veneto ha 1.300.000.000 fermi presso la tesoreria unica, bloccati. Cioè facciamo fallire imprenditori che hanno crediti e non debiti. La tassazione serve a pagare un debito pubblico che non ha creato il Veneto, sono 1.928 miliardi di debito pubblico che costano agli italiani circa 75-80 miliardi all'anno di interessi. Noi diciamo che se si vuole fare una scelta coraggiosa, una scelta che potrebbe essere vista dalla comunità internazionale in maniera veramente positiva, è quella di regionalizzare il debito e ovviamente parimenti dare autonomia e federalismo estremo ad ogni regione. Questo vorrebbe dire allocare responsabilità su quelle comunità che fino ad ora hanno sempre sprecato. In Veneto noi non riusciamo più a tenere la pressione, una pressione di una concorrenza sleale da fuori regione. Penso al mio amico Dörfer, che è più spesso in Veneto che a casa sua. E penso soprattutto al fatto che i nostri imprenditori non ci chiedono assistenzialismo come accade in qualche altra comunità italiana, ma ci chiedono di poter avere libertà di movimento e di non essere più l'ufficio complicazioni e affari semplici. Poche cose ma che siano chiare. Bene, grazie al presidente Zaia. Tra poco, dopo questo servizio di cronache trevigiane, avremo ai nostri microfoni in esclusiva il presidente di Confindustria Nazionale Squinzi e poi le conclusioni toccheranno invece al presidente di Unindustria di Treviso, Alessandro Vardanega. Siamo partigiani delle imprese perché significa contribuire a garantire crescita, occupazione e reddito.
Ben ritrovati alla quinta puntata di Direzione Territorio, rubrica di Unione Veneta Bonifiche che dà voce ai consorzi di bonifica del Veneto. In questa puntata siamo andati nel Padovano per affrontare un tema, il tema delle piogge violente, concentrate in poche ore, talvolta addirittura in pochi minuti, che continuano a mettere in difficoltà le città appunto dell'Interland padovano. La crescente urbanizzazione del Veneto ha creato situazioni idrauliche complicate, reti fognarie inadeguate, riduzione degli invasi privati e talvolta canali che vengono occlusi per far spazio a nuove abitazioni. 20 mm di acqua in pochi minuti mettono a repentaglio il sistema fognario. Serve quindi intervenire. Sentiamo. Anche gli impianti idrovori e l'impianto qui in Noventana, oltre che sollevare le acque di una parte, di una porzione di Padova, Noventa Padovana e Vigonza, in realtà è anche la realizzazione di un grande canale che raccoglie le acque prima di scaricarle all'interno del fiume, e questo vale anche per i nuovi progetti Limenella Fossetta e in tutte quelle aree dove la trasformazione avvenuta negli ultimi decenni sta mettendo in difficoltà la garanzia da un punto di vista del rischio idraulico. Una soluzione c'è, ce la propone il consorzio Adige-Euganeo che ha attivato un'iniziativa in una zona che curiosamente si chiama Palù. Sentiamo. Il Consorzio di Bonifica oggi sta predisponendo una serie di interventi fatti che si stanno facendo per cercare di creare tanti bacini di laminazione, in modo particolare nelle zone più depresse nel territorio ma vicine alle zone urbanizzate che hanno problemi. Questo non è il solo caso di laminazione delle piene, ci sono anche aree con una triplice funzione, come ad esempio l'oasi di Cadimezzo. Sentiamo. Questo bacino, che può essere aumentato nella sua quantità d'acqua che riceve di oltre 2 milioni di metri cubi d'acqua, è un'ottima vasca di laminazione per il canale altopiano che nasce già alle pendici di Colli Euganei e arriva fino alla laguna di Venezia. L'altra valenza è una valenza ovviamente per l'irrigazione, perché l'acqua che sosta qua e che migliora poi tenendola è a disposizione per le aziende agricole nei momenti in cui vanno in crisi con l'acqua di irrigazione. Bene, Direzione Territorio è giunta alla sua conclusione, nuova puntata come sempre fra 15 giorni con nuovi spunti e approfondimenti. A presto! Ancora Conegliano con l'Assemblea di Un'Industria 2012, ai nostri microfoni tra qualche istante Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria Nazionale, giunto a Conegliano per questo appuntamento. A tra poco. Presidente, allora che messaggio porterà oggi a Treviso? È un messaggio che dobbiamo mettercela tutta per ritrovare la crescita. In fondo al tunnel. Qui lo sapete che cos'è la crescita, non possiamo abbandonarla. In fondo al tunnel c'è un po' di luce? Speriamo, non è così automatico, però dobbiamo ritrovare dentro di noi le energie per venirne fuori. È una situazione che non è la nostra situazione, per le capacità e il potenziale della nostra gente, della nostra economia, delle nostre imprese non è... non si possono chiedere nemmeno ancora sacrifici, immagino, le imprese italiane. Insomma, abbiamo già tirato tutti i bottoni della cintura, non è facile, bisogna fare degli altri buchi. Grazie al Presidente, ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e tra poco delle altre testimonianze da questa Assemblea di Un'Industria 2012. Il futuro appartiene a quanti sapranno adottare soluzioni in grado di creare valore condiviso. Se la scorsa annata vinicola era stata definita bizzarra, quella del 2012 non sarà da meno. Questa è l'impressione al termine del convegno organizzato da Veneto Agricoltura a Conegliano, il primo dei 3 incontri che annualmente l'ente regionale dedica alla viticoltura. Al centro dei lavori la reazione della vita e l'andamento meteorologico delle ultime settimane, come spiega l'amministratore unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.
Oggi non dico che siamo preoccupati, ma come potete vedere siamo notevolmente aiutati dalla pioggia, ma un po' carenti a livello di temperatura, per cui siamo un po' anche inibiti a poter dare in questo momento alcuni dati. Speriamo che la stagione inizi a migliorare, però logicamente è di conforto sapere che il settore vitivinicolo ancora una volta sta dettando legge, stiamo imparando cose nuove ed è quello in questo momento meno sofferente nel mondo dell'agricoltura. Vino dunque che continua a trainare l'intero comparto, confermando una leadership che va tuttavia consolidata puntando sull'innovazione. A tal proposito Veneto Agricoltura sta mettendo a punto alcune importanti novità tecnologiche, tra queste la sperimentazione di un nuovo metodo per le previsioni vendemmiali basato sul numero di acini per grappolo, elaborato dal Centro di Ricerca per l'Agricoltura di Conegliano. Se noi riusciamo a stimare già da adesso il numero di acini, in considerazione che l'acino, il suo peso è abbastanza costante o comunque meno variabile rispetto alle dimensioni del grappolo, riusciremo ad avere una stima a volte anche in fase successiva alla fioritura, quindi in fase molto precoce. Altra questione in fase di studio è l'effetto della densità dei sesti di impianto del vigneto sulla risposta produttiva e qualitativa della pianta, conferma Stefano Soligo, responsabile attività vinificazione di Veneto Agricoltura. Non sempre e non per tutte le varietà impianti superfitti stanno dimostrando poi di essere ottimali, specialmente dal punto di vista di penetrazione di malattie e la durata del vitigno. Studi e innovazioni che vanno nella direzione di garantire una sempre maggiore qualità al vino veneto, conclude Paolo Pizzolato. In questo momento la guerra nel settore vitivinicolo si fa sulla qualità, perché la quantità l'abbiamo, si tratta di controbattere questi nuovi paesi che arrivano con dei prodotti certe volte anche un po' che lasciano a desiderare, però logicamente fare in maniera di dare una notevole sicurezza ai nostri produttori. Dal campo alla tavola, questa è la missione di ApoVF, Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto-Friulana. Una missione da perseguire guardando al futuro e investendo nell'alta tecnologia che permette di abbattere la distanza che separa i produttori dai consumatori. Per affrontare la sfida della grande distribuzione, ApoVF ha installato presso la centrale di San Polo di Piave degli impianti di ultima generazione che automatizzano le operazioni di raccolta, lavaggio e imballaggio della frutta. E con questo sistema, questa alta tecnologia, riusciamo a fare partecipare il prodotto, entrare qui e nel giro di 3-4 ore è già pronto per i supermercati per la vendita diretta. Dal coltivatore allo scaffale del supermercato in brevissimo tempo, i nuovi impianti di ApoVF permettono anche la lavorazione multipla di prodotti diversi. Possiamo fare in questo impianto in contemporanea più prodotti quali le mele, le pere e le arance per esempio, quindi possiamo sempre lavorare 3 prodotti in contemporanea e quindi un mix di prodotto che serve alla grande distribuzione. Ne guadagnano le tasche dei produttori grazie ad un cospicuo risparmio sui costi di sistema e ovviamente i consumatori che possono acquistare frutta e verdura nel formato di imballaggio preferito con la massima garanzia di qualità dei prodotti. Noi siamo all'avanguardia, noi diamo garanzia del nostro prodotto al consumatore che è igienicamente a posto, in regola su tutte le cose. Quasi 2000 aziende agricole associate che lavorano complessivamente 6.000 ettari di terreno, dei quali 4.000 a coltivazione frutticola e 2.000 ad orticola. Con i suoi 5 stabilimenti produttivi, ApoVF si candida al ruolo di azienda leader del settore nel nord-est che guarda al futuro puntando all'innovazione e ai mercati esteri. Noi puntiamo molto sull'estero, ecco perché abbiamo fatto tutte le certificazioni internazionali per essere in regola con tutti i mercati internazionali. Stiamo lavorando in nuovi mercati, soprattutto alla luce di questa crisi che attanaglia questo mondo italiano, questo mondo dei produttori. I produttori non ce la fanno più se vendiamo tutti in Italia, dobbiamo riuscire ad andare fuori. E dopo aver sentito il Presidente a inizio puntata con delle dichiarazioni prima di questa assemblea, volevamo anche tirare un po' le conclusioni. Allora, la partecipazione intanto è sempre tanta, a dimostrazione che gli imprenditori trevigiani sentono l'associazione e vogliono insieme venirne fuori da questa situazione di crisi. Una partecipazione straordinaria, non solo dal punto di vista numerico ma anche della passione, è un'assemblea che conferma ancora una volta la volontà degli imprenditori di dare per il bene del Paese, la volontà di esserci, di fare la propria parte, di essere classe dirigente per dare un contributo di modernizzazione, e questo è un messaggio direi positivo che diamo alla comunità trevigiana, che diamo a tutto il nostro territorio. Stiamo vivendo una fase difficile, siamo consapevoli, ma vogliamo avere quell'entusiasmo, quell'energia che ci consentirà di trovare la strada per venire fuori da questa crisi. L'anno scorso l'Assemblea di un'Industria è passata alla storia per quella marcia silenziosa. Quest'anno cosa spera
che ci ricorderemo di questa assemblea? Il messaggio forte che quest'anno vogliamo dare, e secondo me è altrettanto forte rispetto alla marcia, è la centralità dell'impresa, la centralità del lavoro. L'impresa manifatturiera è il principale fattore di coesione sociale. Impresa e lavoro non sono due soggetti antagonisti, semmai sono due soggetti sinergici che noi abbiamo voluto rappresentare uniti da una E commerciale, impresa e lavoro alleati per competere. E questa è l'attenzione che il governo, che il Paese deve dare, perché questa è la parte migliore del Paese, quella che lavora in fabbrica, quella che intraprende, produce ricchezza e quindi coesione sociale. Proprio in conclusione, Presidente, molti economisti oggi sono convinti che questa Unione Europea deve reagire, deve creare inflazione, insomma deve attirare capitali, non si può rimanere immobili. Sì, non ci si può ripiegare di fronte alla crisi dell'euro che è evidente e di quest'area del mondo, dobbiamo semmai rilanciare gli obiettivi, abbiamo una moneta unica, dobbiamo creare quegli strumenti e quei soggetti capaci di governare la moneta unica e dobbiamo necessariamente arrivare attraverso un'unità politica, quindi una federazione di stati sul modello degli Stati Uniti. Grazie al Presidente Vardanega, grazie a Un'Industria Treviso, Cronache Trevigiane è giunta alla sua conclusione, prossima settimana stessa televisione, stesso orario, alla prossima. Quasi 2 euro per un litro di benzina non sono né di destra né di sinistra, ma l'espressione di una politica statalista che finirà col lasciare a piedi tutti gli italiani. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.